approfitto per provare il microfono e così invito gli atleti e i dirigenti che stanno stazionando in campo a voler cortesemente uscire. Ricordo che alle 15:20 in rappresentanza della Francia, Racing Club de France, della Germania federale, Wattenscheid, della Gran Bretagna, Bill Harris, della Jugoslavia, Zenat Zeda di Beograd, della Norvegia, e vediamo portarsi di fronte alle tribune centrali con una rappresentanza di ogni singola squadra. È presente la Norvegia con il Fjalkve di Oslo, l'Olanda con l'Amsterdam, il Portogallo con lo Sporting Club di Portugal e in rappresentanza dell'Italia la Pro Patria Osama di Milano. Opening ceremony of this 14th edition of this European Cup. We have teams from 8 countries, from France, winner last year in Milan, Racing Club de France, from West Germany, TV Wattenscheid, from Great Britain, Birchfield Harriers, from Yugoslavia, Crvena Zvezda Beograd, from Norway, the team of Oslo, from Holland, Amsterdam, from Portugal, Sporting Club Portugal, and for Italy, Pro Patria Osama. La manifestazione, che si svolgerà nell'ambito delle 2 giornate, è organizzata dall'assessorato allo sport e alla cultura del comune di Mogliano in collaborazione con la regione del Veneto e la provincia di Treviso. L'organizzazione tecnica, affidata alla Pro Patria Osama di Milano, è in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e in particolare con la Polisportiva Mogliano. Ora, precedute dal
Racing Club di Parigi, che ricordo da 2 anni detiene la Coppa Europa e che salutiamo con un applauso alla sua uscita. Le varie squadre, le rappresentative, sfilano per riportarsi verso gli spogliatoi e per poter dare inizio alla manifestazione che prevede il seguente programma orario. Alle 15:30 lancio del giavellotto, sempre alle 15:30 i metri 400 ostacoli, alle 15:35 il salto in alto, alle 15:45 ci sarà una gara di metri 100 extra, alle 15:50 il salto in lungo, sempre alle 15:50 i metri 200 extra, quindi alle ore 16 la prima gara di mezzo fondo con i metri 1500. Vogliano Coppa Europa, figlio molto veloce dello jugoslavo Kanulic, riconoscibile con maglia bianca e calzoncini rossi. In ottava corsia ha perduto terreno nei confronti di Abadou, che è nettamente al comando. Il suo primo posto viene insidiato da Kanulic della Jugoslavia. Siamo agli ultimi 2 ostacoli, l'ingresso in rettilineo, in quarta posizione l'italiano, lotta Abadou e Kanulic, Abadou, Kanulic, ed è conclusione vittoriosa. Conclusione vittoriosa come capopione da Giorgio Acqua e Diabà. Sono partiti i concorrenti della serie extra dei metri 200. In terza Esle mi sembra un avvio molto veloce. Rinviene Campiri in quarta, in quinta vince l'impresa Pale ed è Campiri del Racing Club che riesce a imporsi nei confronti del suo compagno di squadra, il famoso quattrocentista Tokaji del Racing. Sulle banane si deve attaccare. Portoghese. Mentre ora si porta al comando Ashworth, l'atleta inglese che vanta un personale di 3:39. Il ritmo è blando in questi primi 200 metri. Ancora 3 giri devono compiere. Ashworth al comando in questa prima fase della gara davanti a... Inizia l'ultimo giro, si scatena la bagarre, Esten, quindi Patrignani in seconda posizione, in terza Boy del Racing Club de France, di nuovo il portoghese si porta in seconda posizione. Ora all'esterno è il francese Bois. Ultimi 200 metri, si accende sempre più la lotta con Esten Bois. Siamo agli ultimi metri, lottano fianco a fianco i concorrenti per la conquista di punti preziosissimi ed è Esten della Norvegia che lotta fino all'ultimo istante. Esten in seconda posizione, Bois del Racing Club de France, quindi Monteiro dello Sporting dello Stadio. The Italian's good. Good job using that. Ed è valida questa volta la partenza velocissima, la via prima corsia di Gilles Kenner, in seconda di Gilles Kenner, la sesta corsia abbiamo visto
atleta che vanta un personale di 10, ma intanto nel salto in lungo Hans Larsen della Norvegia Evangelisti, secondo salto, attendiamo 8,03, un altro salto sopra gli 8 metri, 8,22 il primo, 8,03 il secondo. Momento starter, si preparano intanto per la partenza dei metri 400 a partire dalla corsia numero 1. Ismail Makaf della Jugoslavia, in 2 Phil Brown della Inghilterra, un atleta che è giunto secondo nella staffetta 4x400 ai mondiali, in terza Jussi Uvendoven della Norvegia, in quarta Jean-Jacques Bousmar del Racing Club de France, in quinta Roberto Ribo, Pro Patria Osama, 45-69 il suo primato, in sesta Eduardo Gaspar del Sporting Club de Portugal, in settima Norbert Dubeleit della Germania e in ottava Martin Huizing, Olanda. Prego un attimo di silenzio per favore per la partenza dei metri 400 piani. Ai vostri posti. No, Largo! Vai dietro! Vai dietro! Ed è partita la gara dei metri 400, una delle più dure del programma olimpico. Velocissimo l'avvio in settima corsia per Norbert Dubeleit della Germania, ma molto bene Roberto Ribo con i colori della Pro Patria Osama. Ribo, ricordo senza dubbio il numero 1 italiano, sembra aver annullato il décalage mentre riflettono all'interno gli altri concorrenti. Eccoli gli ultimi metri, un po' prima abbiamo Makaf della settima corsia, Norbert Dubeleit della Germania. Man, you've got a battery out. Primo, first, Borghi Espen, Norvegia, 3,56 e 63. Espen, Norway, 3 minutes 56 seconds 63. Secondo, second, Jake Bois, Racing Club de France, 3,56 e 76. Bois for France, 3 minutes 56 seconds 76. Terzo, third, Antonio Monteiro, Sporting Club de Portugal, 3,57 e 13. 100. Intanto sono partiti
componenti dei membri. Arnaldo Abrantes, sportivo de Portugal, 11. Abrantes, Portugal, 11 seconds, 16. Ottavo Castro, che con perfetta scelta di tempo ha posto fra sé e gli altri concorrenti una bici incolmabile. Tenta di ricucire lo svantaggio Pierre Levis, ma nulla da fare. Siamo agli ultimi 100 metri. È un trionfo per Dionisio Castro, che lo sportivissimo pubblico di Mogliano sta tributando all'atleta portoghese. Pienamente soddisfatto l'atleta portoghese con i punti ottenati per la sua squadra. Ultimo giro di 77 secondi. Ora Pierre Levis ed ecco splendido terzo posto per Marco Fontano, Pro Patria Osama. Vi conosco, sì, guarda. Papia rugby dove non vedo te. Liga dei Simeonato sono... Ed è partita l'ultima gara della giornata, quando presento velocissimo l'avvio di Evangelisti in prima frazione e anche in testa della Gran Bretagna dell'Olanda. Molto buona la Roma che ha dato nella seconda frazione, che vede Floris consegna in questo momento Giuliani, altro grande nome della squadra di Alesi e della nazionale italiana. Siamo all'ultimo cambio. La gara più lunga in programma in questi 2 giorni del 14° appuntamento per la disputa della Coppa Europa per club, e tra qualche istante passiamo alla premiazione del salto in lungo.
Westfalen-Schalke della Germania. Al comando in questo momento lo jugoslavo, vediamo portarsi in quarta posizione l'italiano Bassacchi, transitano ai primi 400 metri, sempre lo jugoslavo al comando, Popovic, 53, 4 passaggio ufficioso, sempre lo jugoslavo Popovic in questo momento al comando. Seconda posizione il francese Tati, in terza posizione l'inglese Silvestre, quindi in quarta è Barzozzi, ultimi 200 metri, Jugoslavia, Francia, Inghilterra, Italia nell'ordine, segue Portogallo, via via le altre nazioni, insiste lo jugoslavo Popovic, fatto personale di 55, intanto allunga già nelle prime fasi di questa gara dei metri 3000 sieti Francesco Vanessa, che viene affiancato da Espen.
vediamo che si preparano i concorrenti per i 12 giri e mezzo loro ed è partita la gara dei metri 5.000, una delle gare più di questa manifestazione. È subito il corso fortissimo olandese, Guillaume, il campione del mondo, il primatista campione olimpico. Intanto 1400 metri sono conclusi, sempre Steffen Brandt della Germania federale. Seguiamo il salto di Pierre Guillon, salto d'esordio. Ha dato un saggio delle sue capacità Pierre Guillon, che ricordo è reduce da ben 3 interventi al ginocchio e di recente si è riportato a 5,50 nell'asta. Il suo personale 5,90. E tanto immutabile non si testa. Steffen Brandt, Germania federale, in seconda posizione Castro Domingo, si è portato in quarta posizione Alberto Cova, e io direi di incitare in questa fase di studio del triplo. Siamo al quinto salto, al secondo di finale, che è il penultimo salto per ciascun atleta nell'asta sulla quota di 4,60, primo tentativo. È Guidotti della Propanti Osama che si appresta a saltare all'asta, intanto allunga Steffen Brandt della Germania con Castro Domingo e Alberto Cova che ha lo scatto anche alla ripresa. Dal pronome ed è l'atleta tedesco che ritrova ulteriori energie, ulteriori forze per respingere l'attacco di Castro Domingo. 200 metri alla conclusione, allunga ulteriormente ovviamente Steffen Brandt che dà l'impressione di essere in piena forma e Steffen Brandt dal Castro Domingo, e io direi di accompagnare ancora di più l'applauso per Alberto Cova, sempre 13,47 il risultato per questa gara. Veramente in fase di recupero Alberto Cova che ha voluto subito a portare punti importantissimi alla sua squadra. Intanto nel lancio del disco al comando è il tedesco Werner Bachmann con 60,50. Marco Bucci finora ha lanciato 55,24 e si trova al quarto posto nella classifica ufficiosa. E ora in pedana Inger Falvik della Norvegia che si trova al secondo posto della classifica provvisoria. Questo nel lancio del disco. Falvik con 57 addirittura senza che queste vengano toccate. Speriamo che la gara di salto con l'asta possa proseguire mentre
Francesco Panetta, Pro Patria Osama. 8:34 e 79. Francesco Panetta, Pro Patria Osama, 8 minutes, 34 seconds and 79. Secondo, Second, Borghi Espen, Norvegia 8:42 e 11. Espen from Norway with 8 minutes, 42 seconds and 11. Terzo, Third, Andy Simon from England with 9 minutes, 5 seconds and 57. settimo, Seventh, Jovic della Stella Rossa di Belgrado 9:05:89. Jovic, Yugoslavia, 9 minutes, 5 seconds, 89. Ottavo, Eighth, René Gottlieb, Olanda 9:09:50. Gottlieb from Holland with 9 minutes, 9 seconds, 50. E mentre gli atleti si allontanano, anche per compensare dell'errore fatto in precedenza, chiedo un più grosso applauso ai protagonisti di questa gara dei 3000 sieti che hanno visto la vittoria del campione del mondo Francesco Panetta. Attenzione, dopo le gare, dopo 5 gare odierne, prima della conclusione del disco, del triplo, dell'asta e della 4x400 che sta per partire, al comando è il Racing Club de France con 93 punti, davanti alla Pro Patria in seconda posizione con 77, con 87, terza Germania 79, ma attenzione, sta per partire la 4x400. È partita l'ultima gara di corsa, la staffetta 4x400 che vede in prima corsia Racing Club de France, in seconda Pro Patria Osama, in terza Sporting Club de Portugal, in quarta Germania, in quinta Olanda, in sesta Jugoslavia, in settima Inghilterra e in ottava Norvegia. Avvio velocissimo in sesta corsia della Jugoslavia. Al comando nettissimo per la Jugoslavia, in sesta corsia Karalic, mentre per l'Italia è schierato Malinverni, in seconda pressione per l'Italia è Colombo, mentre per la Jugoslavia è Popovic, mentre passa il comando per l'Inghilterra in seconda frazione Thomas, quindi Popovic in terza posizione, la B della Francia, la B, l'atleta che abbiamo visto prima impegnato sugli 800 metri assieme a Popovic, mentre intanto si riporta sotto la Norvegia, buono anche il cambio dell'Italia, si porta in quinta posizione, è Giuliani per l'Italia in quinta posizione, si porta ora in quarta, mentre al comando Jugoslavia, Inghilterra, Francia, Italia. Ripeto, Jugoslavia, Inghilterra, Francia, Italia, l'Italia con Giuliani. Vediamo se tenterà di operare il sorpasso nel rettilineo, mentre nel frattempo Redmond, la Francia in questo momento si difende, ma Giuliani riesce a cambiare il comando
Pensa che ieri abbiamo visto nei 400 ostacoli Ribot contro Amadou Diaba, vinto il mondo negli ostacoli. Si stanno avvicinando alla coppia di testa Jugoslavia, Inghilterra, Francia, Italia. Per la Jugoslavia c'è Macev, Borin, sempre l'opero vivo e Diamant. Eccezionale, direi. Direi che è opportuno sottolineare la grossa prestazione della squadra inglese, la grossa prestazione pure della squadra jugoslava, ma è da sottolineare pure questa ultima frazione di Ribot che ha tenuto testa a uno dei più grandi atleti di tutti i tempi nei 400 ostacoli. Giustamente vengono a raccogliere la loro messa di applausi, sono Thomas, Redmond e Brown. I due Thomas, Redmond e Brown del Bakefield d'Inghilterra. Winner, the team of England, Birchfield Harriers with Thomas, Redmond and Brown. Ricordiamo Redmond e Brown hanno fatto parte della staffetta inglese che si è classificata secondo l'anno scorso ai campionati del mondo svoltisi a Roma. Si tratta quindi di una staffetta estremamente collaudata che però solo negli ultimi metri ha avuto ragione di una coriacea Jugoslavia e al terzo posto si è classificata la squadra italiana che vorremmo qui davanti alle tribune per l'applauso. Chiediamo alla squadra italiana di venire di fronte alle tribune per l'applauso. Mentre nel triplo è il pedana Wolfgang Knabe che ha il comando con 16,62. Chiede che venga ritmata la sua rincorsa. Ricordo però, man mano che accelera i passi, di aumentare. Attendiamo che parta per aumentare. Che segue questo atleta che chiude in questo modo la gara di salto triplo, mentre tra pochi istanti passiamo alla premiazione di tutte le gare, escluso naturalmente il disco che sta per concludersi. Riceve una giusta dose di applausi Wolfgang Knabe che ha vinto la gara del triplo. Intanto abbiamo la prima classifica ufficiosa per quanto riguarda la classifica per società. Dopo le seguenti gare 110, martello, 200, 800 e 3000 piedi abbiamo la situazione seguente. In testa il Classic Cup de France con 93 punti, seconda la Pro Patria con 87 punti. Terza la Germania con 79 punti, quarta la Jugoslavia con 72 punti, quinta l'Inghilterra con 56 punti e mezzo, sesto il Portogallo con 56 punti, settima la Olanda con 54 punti e ottava la Norvegia con 53 punti. L'italiana Guidotti, Laura in pedana, il tedesco
79 points. Quatrième, la Yougoslavie avec 72 points. Cinquième, la Grande-Bretagne avec 56 points et demi. Sixième, le Portugal avec 56 points. Septième, la Hollande avec 54 points. Et huitième, la Norvège avec 53 points et demi. Un'occhiata intorno sempre una in campo per cercare di favorire questo atleta jugoslavo che deve partire per ritornare in mare. Grazie. La pioggia lasciata ora da un vento, fortissimo vento, che impedisce agli atleti di esprimersi al meglio, ma seguiamo Pilotti. Cerchiamo di incoraggiarlo ulteriormente questo giovane atleta milanese che ha ancora un tentativo a disposizione sulla quota di 4,80. Cerimonia ufficiale di premiazione metri al Pro Patria che per 22 anni consecutivi aveva vinto questa prestigiosa coppa. Ma siamo alla premiazione del salto triplo. Cerimonia ufficiale, premia il consigliere nazionale della FIDAL, il dottor Giancarlo Scatena. Yugoslavia, if you find it, please bring it near the podium. Salutiamo con un applauso Pilotti che ha tentato l'impossibile in una situazione atmosferica assolutamente avversa di superare l'asticella a quota 4,80. Doit se terminer, c'est-à-dire le saut à la perche. Le classement par équipe est le suivant. En tête, nous avons le Racing Club de France avec 105 points. En deuxième position avec 102 points, la Pro Patria Ozana. En troisième position, l'équipe allemande de Wattenscheid avec 100 points. En quatrième position, l'étoile rouge de Belgrade, 93 points. En cinquième position, Birchfield Harriers de l'Angleterre avec 75 points et demi. En sixième position, le Sporting Club de Portugal avec 68 points. En septième position, l'équipe de Norvège, Calve, avec 61 points et demi. En huitième, l'équipe Amsterdam de Hollande avec 61 points. The ranking before the end of the last event, the pole vault, is the following. First, Racing Club de France, 105 points. Second, Pro Patria Ozana, 102 points. Third, the team of Germany, Wattenscheid, with 100 points. Fourth, the team of Yugoslavia with 93 points. Fifth, the team of England, Birchfield Harriers, 75 points and a half. Sixth, Sporting Club of Portugal, 68 points. Seventh, the team of Norway with 61 and a half points. And eighth, Amsterdamske from Holland with 61 points. Nel frattempo, mentre nel salto con l'asta va in pedana sulla quota di 5 metri il campione olimpico in carica Pierre Pinon del Racing Club de France, primo tentativo sulla quota di 5 metri. Ricordiamo alle delegazioni che i risultati della manifestazione verranno consegnati ai capi delegazione 10 minuti dopo la conclusione della gara di salto con l'asta. The results of all the events will be given to the chief team delegates 10 minutes after the end of the last event, the pole vault. Les résultats complets de la Coupe d'Europe des champions seront donnés aux chefs des délégations 10 minutes après la fin du dernier concours, le saut à la perche. Prize giving ceremony for 100 meters relay. Remise des médailles pour le relais 4x4. Cerimonia di premiazione per la staffetta 4x400.
campione olimpico in carica sulla quota di 5 metri. Ricordo che l'atleta, che vanta un personale di 5,90 ottenuto nell'84 a Bologna, è reduce da ben 3 operazioni ad un ginocchio. Kino, champion olympique en 1984 à Los Angeles, a effacé dès sa première tentative ses barres à 5 mètres. Sempre nel salto con l'asta, con il numero 5 va ora in pedana il tedesco federale Winkler, un atleta che vanta un personale di 5,60 metri. Anche per lui primo tentativo sulla quota di 5 metri. È molto probabile sia proprio questa gara a disegnare la vittoria della Racing Club de France oppure della squadra tedesca. Ma intanto è pronta la premiazione della 4x400. Cerimonia ufficiale di premiazione della staffetta 4x400. Premia il presidente del comitato provinciale della FIDAL, vanta nelle sue file ben 2 componenti della nazionale inglese seconda ai mondiali di Roma. E tra l'altro prima pista d'Europa. Seconda, Stella Rossa di Belgrado. From Yugoslavia, the team of Belgrade. 3:09:80 il tempo della Stella Rossa. Terza, Pro Patria Osama di Milano, 3:11:17. Pro Patria Osama, 3 minutes, 11 seconds, 17. Quarta, Racing Club de France, 3:11:54. 3 minutes, 11 seconds, 54 for the team of France. Quinta, Amsterdam di Olanda, 3:13:43. Amsterdam, Holland, 3 minutes, 13 seconds, 43. Sesta, Germania federale, 3:15:00. Wattenscheid, West Germany, 3 minutes, 15 seconds. Settima, 7, Norvegia, 3:15:33. Kjellberg, Norway, 3 minutes, 15 seconds, 33. Ottava, 8, Sporting Club de Portugal, 3:22:83. Sporting Club of Portugal with 3 minutes, 22 seconds, 83. La staffetta della Pro Patria. Schierava Maliberni, Colombo, Giuliani e Ribot. Per la composizione delle staffette inglese do la parola all'interprete che chiaramente The team of England had Thomas, Redmond and Brown. La squadra inglese era composta da Thomas, Redmond e Brown. un applauso corale a queste staffette che si sono contese la vittoria. C'è stata una splendida conclusione da parte della staffetta inglese davanti alla squadra jugoslava ed uguale conclusione vittoriosa per il terzo posto da parte della squadra italiana composta da Maliberni, Colombo, Giuliani e Ribot. E torna nel salto con l'asta, secondo tentativo
sulla quota di 5,10 per il tedesco Wickler. Una comunicazione di servizio. Il dottor Giovannelli è pregato di portarsi in infermeria. Ripeto, il dottor Giovannelli è pregato di portarsi in infermeria. Attenzione all'asta. Hai visto Siro? Ricordo che la graduatoria provvisoria prima della conclusione del salto con l'asta vede le due squadre della Germania federale e del Racing Club de France a pari merito con 109 punti, quindi determinante questa gara dell'asta per la vittoria della 14ª Coppa Europa per